tante zone avevano già chiuso i battenti e quindi con alberghi chiusi non potevamo immaginare o pensare di avere comunque turisti sulle piste. Pasqua salva solo in parte la peggior stagione dello sci degli ultimi 30 anni, lo si è capito anche dal rientro di Pasquetta. Tante auto, certo, ma nessun problema. E ci sono i primi dati stagionali che arrivano dagli impiantisti, dagli imprenditori dello sci. Dal 30 anche al 40% i fatturati in meno, che avranno una ricaduta importante sulla chiusura appunto dei conti di queste società. Ora bisogna intervenire in maniera decisa, importante, con aiuti sia pubblici, quindi la Regione si sta già attivando, e poi con la riorganizzazione. Questa stagione è stata disastrosa, conferma Stefano Illing, presidente del consorzio Cortina Turismo, che aggiunge: tra la crisi, la manovra economica, l'assenza di neve e gli sbalzi climatici, il turismo non è stato certo aiutato, e noi siamo pure fortunati perché diversamente da altre località Cortina mantiene il suo appeal. La lezione fondamentale è che dobbiamo pensare la nostra attività in maniera più completa, più unita, tenendo conto di quelli che sono i costi aggiuntivi che anni fa non avevamo, tipo i costi dell'innevamento programmato, che tanto ha inciso specialmente quest'anno, ma che inciderà ancora anche in futuro. Un calo nel giro d'affari che impressiona non poco e che potrebbe portare a delle chiusure di attività. Pasqua sugli sci sulle piste più in quota: Faloria, Aravalles, Colgallina, Cinque Torri e Lagazzuoi, dove si sono visti molti sciatori nonostante un tempo incerto tra pioggia, sole e vento. Vento forte che non ha impedito una nevicata che ha portato sulle Dolomiti venete dai 10 ai 30 centimetri di neve fresca, attorno ai 2000 metri. Neve ben accolta anche per mitigare uno stato di siccità che già fa paura.